alcuni punti fissi. Il primo punto fisso, il sistema bipolare. Uno deve decidere da che parte stare e deve deciderlo prima che chiede il voto agli elettori. Questa idea, che so che a voi è costato molto sacrificio della sinistra quando appunto vi è stata anche la scissione, questa idea di stare al di fuori della logica bipolare è un'idea bellissima sul piano della protesta, è un'idea però che il giorno dopo delle elezioni impedisce di costruire un'alternativa e quindi proprio a quelli che dobbiamo sconfiggere ci troviamo nella condizione poi di rimandarlo dove stanno. Nel sistema bipolare sono qui per ribadire che l'Italia dei Valori intende partecipare responsabilmente e determinatamente alla costruzione dell'area di riferimento del centro-sinistra. È vero che il centro-sinistra ha in sé esperienze e storie anche diverse da parte dei propri partecipanti, ma proprio nel gesto di responsabilità, di trovare punti di incontro, c'è la possibilità di costruire un'alternativa. Ed io, quando mi dicono ma tu che stavi e che vieni dal seminario, io facevo il seminarista, con i comunisti che c'entri? Allora io vado a ricordo, a memoria di quel che il Vangelo di Gesù Cristo insegnava, e mi pare che poi alla fine il primo socialista era proprio lui, quando indicava fuori i mercanti dal Tempio e quando indicava la libertà e la solidarietà e le pari opportunità uguali per tutti. Io credo quindi che dobbiamo partire da questa proposta in cui dobbiamo far credere ai cittadini che c'è un'alternativa al governo delle destre. Certo, ci lasceranno delle macerie, ce l'hanno indicate le parti sociali ieri, Confindustria, ce l'ha indicato i sindacati, ce l'ha indicato addirittura la BCE, quando ha detto che l'Italia deve far quadrare i conti. Ecco, voglio dire in modo forte e chiaro, qui lo voglio dire, che dobbiamo rimettere a posto i conti è vero, ma che devono pagare le fasce più deboli del Paese non lo deve decidere la BCE, non lo deve decidere l'Unione Europea, lo dobbiamo decidere noi, chi far pagare i danni e chi far pagare le conseguenze di questi danni. Ed io credo che se da una parte dobbiamo dare ragione all'Unione Europea di rimettere a posto i conti e ci dobbiamo impegnare in questo, dall'altra dobbiamo essere noi con la nostra responsabilità e anche con la schiena dritta a far pagare questi conti a chi i danni li ha provocati. E ancora, noi crediamo che le miserie della politica dipendono soprattutto da questa classe politica che al Parlamento ha occupato il Parlamento. Quando assistiamo a quel che abbiamo visto l'altro giorno, a un classico voto di scambio di stampo mafioso, in cui una maggioranza parlamentare che non c'è più compra, nel senso proprio materiale del termine, il voto di alcune persone che sono stati candidate elette non col centrodestra, ma che vendono se stessi, la propria dignità, peggio di Giuda, per rimanere nel posto dove sta e per diventare ministro, come ha fatto il ministro Romano. E quando il Parlamento, la maggioranza parlamentare gli dà la fiducia, noi riteniamo che siamo di fronte a un Parlamento criminale, eversivo, così come criminale ed eversivo noi riteniamo che sia il comportamento di quel ministro delle riforme che non vuole riformare l'Italia ma vuole creare la secessione, vuole distruggere il Paese. E noi
non ci limitiamo, perché giustamente ha detto il Presidente della Repubblica nel rimprovero di ieri, noi chiediamo fortemente che al governo non ci possa più essere un ministro che lavora per distruggere il Paese. Noi riteniamo che sia eversivo il comportamento di un ministro dell'interno, e lo ripeto, sto parlando del ministro dell'interno, che ogni giorno si vanta di combattere la criminalità e addirittura si vanta ogni volta che riesce a sciogliere qualche consiglio comunale, solo perché all'interno di un consiglio comunale, organo elettivo di più persone, e noi siamo d'accordo che lo sciolga, sia chiaro, c'è qualcheduno che ha rapporto di contiguità con la mafia, e poi lui da Ministro degli Interni fa parte del Consiglio dei Ministri dove c'è qualcheduno che è stato richiesto rinvio a giudizio per rapporti con la mafia. Lui non ha più titolo morale di sciogliere alcun consiglio comunale, semplicemente perché sta attaccato alla poltrona, e se non riesce a sciogliere il Consiglio dei Ministri deve lui dimettersi, altrimenti anche lui è complice di chi come sospetto mafioso sta all'interno del Consiglio dei Ministri. Vi voglio raccontare una cosa di cui nessuno parla, che sta succedendo in queste ore. Forse pochi sanno, ma il 16-17 ottobre si vota in un consiglio regionale, che sarà pure una piccola regione, ma c'è una storia stranissima che sta succedendo. Si vota per il rinnovo del consiglio regionale, del consiglio regionale e del presidente della regione Molise. Voi dite, mi sei venuto a parlare della tua regione? Eh no, c'è un problema particolarissimo che è successo. Voi sapete che questo ministro degli interni, questo governo si vanta molto del fatto che deve far quadrare i conti, e quindi se i governatori delle regioni non fanno quadrare i conti regionali viene dichiarato il dissesto finanziario, e dopodiché il governatore della regione non si può più ricandidare. Sapete che è stata fatta questa legge? È una legge giusta, semplicemente che nella regione Molise, quando l'hanno scoperto che hanno fatto questa legge, che deve rendere operativo qualche mese fa, hanno anticipato la data delle elezioni al 16 ottobre invece che al 16 novembre per poter non applicare a se stessi questa legge, e il governo e il ministro Maroni ha permesso che queste elezioni si fanno il 16 ottobre proprio per non permettere che il governatore del Molise, che è stato la cui regione è stato dichiarato il dissesto finanziario, non potesse più ricandidarsi. Ecco, allora noi siamo in presenza di un Consiglio di Ministri, siamo in presenza di un governo, siamo in presenza di una maggioranza parlamentare che ogni giorno pratica un'azione criminale solo per salvaguardare se stessi. Una volta il Consiglio di Ministri, una volta il Consiglio regionale e così via. Siamo accusati ogni giorno, anche oggi siamo stati accusati che stiamo qui, che questa è antipolitica. Questa è la politica, e lo hanno dimostrato 1.200.000 firme del referendum. Se i cittadini ci rincorrevano per firmare, non perché volevano esercitare un'azione di antipolitica, ma perché volevano esercitare un'azione politica. Noi che cosa chiediamo? Sia chiaro, noi vogliamo una nuova legge elettorale, però davvero, io credo che dobbiamo essere tutti d'accordo su 3 precondizioni che qualsiasi nuova legge elettorale deve avere e su cui dobbiamo batterci tutti quanti. Primo, perché il problema non è solo di legge elettorale, il problema è di classe politica. Allora tu non puoi chiedere al Paese di essere più corretto di quel che dimostra di essere all'interno del Parlamento. Allora la prima regola che dobbiamo applicare, e Niki lo dobbiamo imporre anche agli alleati, dobbiamo applicarla a noi stessi come codice etico e come impegno collettivo, anche se non c'è la legge, ma che ci impegniamo nei primi 100 giorni a far diventare come legge. Prima regola: i condannati non devono poter essere candidati. Se noi applichiamo questa regola abbiamo stabilito un punto fisso. Oppure, se qualcuno viene condannato definitivamente in costanza di mandato, decade automaticamente, non che deve succedere come è successo, che decade da Consiglio regionale e viene eletto al Parlamento italiano, e come hanno fatto un po' tutte e due. Seconda regola: se per qualcuno è stato fatto il rinvio a giudizio, cioè dopo che c'è il vaglio del giudice indagini preliminari e c'è il rinvio a giudizio, non può assumere incarichi di governo né locale né centrale, né assessore
né ministro. Perché? Perché il cittadino deve potersi fidare di uno che è sotto processo prima, che una cosa è la responsabilità personale, che per l'amor di Dio non c'è responsabilità fino a quando non c'è condanna definitiva. Una cosa è affidare le chiavi della cassaforte a uno che è sotto processo perché si frega la cassaforte. Voglio saperlo prima se sei una brava persona, non dopo che hai governato, perché non mi serve a niente. Terza regola: chiunque va in Parlamento non può e non deve assumere altri incarichi né doppi incarichi, ma soprattutto neanche professionali, perché siamo stufi di vedere avvocati che la mattina vanno in Parlamento, si fanno la legge e se la vanno a applicare nel pomeriggio nelle aule di tribunale. Noi riteniamo quindi, io non voglio rubare molto tempo, ma ho voluto lanciare alcune idee precise su che cosa intendiamo fare e il perché abbiamo fatto questa legge elettorale. Qualcuno dice, ma aspettiamo se la Corte Costituzionale l'ammette o non l'ammette. Come al solito aspettano il cavillo. Questa cosa che abbiamo fatto della raccolta delle firme per una nuova legge elettorale è innanzitutto un atto politico con cui intendiamo dire i cittadini intendono riappropriarsi del diritto di poter decidere chi mandare in Parlamento, ma soprattutto chi mandare a casa. Soprattutto è il messaggio politico che questo Parlamento non ha più dignità morale, né politica né etica, per stare nel posto in cui si trova. E poi un ultimo appello, lasciatemeli fare a tutti questi signori che ci spiegano che le cose non vanno, questi signori che applaudono il giorno dopo. Nei 3 referendum dell'anno scorso io me ne sono accorto, quando abbiamo vinto hanno vinto tutti. In questo referendum elettorale, adesso che abbiamo raccolto le firme, l'hanno raccolto tutti. Bene, io voglio spezzare una lancia a favore del segretario del Partito Democratico Bersani. È vero, ha ragione. Una marea di democratici sono venuti a firmare nei nostri banchetti. Una marea di elettori democratici. Voglio invece lanciare un messaggio, dicevo, a quelle persone che sono sempre con la puzza sotto il naso e che intendono sempre spiegare agli altri perché devono fare e che però non ci mettono mai la faccia prima, ce la mettono sempre dopo. Signor Montezemolo, signor Della Valle, avrete tutte le ragioni di questo mondo, ma sporcatevi le mani pure voi, vedete che cosa volete fare, non ci dite che non va bene niente, perché questa idea del giorno dopo di salire sul carro non va bene. Io non l'ho visto, nessuno dei due a firmare la legge sul referendum per cambiare la legge elettorale. Come si può allora chiedere che si vuole una nuova classe politica se poi quando i cittadini stanno facendo un referendum per cambiare la classe politica non ci sei? Chiudo rilanciando questo appello. Dobbiamo costruire un'alternativa, ma deve essere un'alternativa all'un tempo di programma e di credibilità delle persone che si propongono. Di programma. È inutile mettersi insieme se poi sui temi fondamentali, strutturali di sistema, ho sentito dire anche oggi, anche ieri, ha detto delle cose giuste, Confindustria, ha detto cose giuste, ma ha detto che non va bene quello che dice il governo. Poi bisogna vedere cosa dice, come risolvere il problema. Ha detto le cose giuste la BCE, ha detto le cose giuste che bisogna far quadrare i conti, poi bisogna vedere come farli quadrare. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è mettere in piedi questo programma e lanciare subito le primarie, perché dobbiamo essere pronti al più presto per poter costruire un'alternativa, e dobbiamo costruirlo con quelle forze politiche che ci stanno. Il Partito Democratico, Sinistra e Libertà, l'Italia dei Valori hanno detto sì, noi ci stiamo, è inutile che stiamo a aspettare al mister Tentenda, cominciamo senza pregiudizi nei confronti di nessuno, se non il pregiudizio etico e il pregiudizio programmatico, che non è un pregiudizio, è un giudizio di valore il primo, un giudizio di governatura il secondo. Per questa ragione oggi è un altro giorno importante per la costruzione di questa unità, ed io, state pur tranquilli che il 5 novembre, quando il Partito Democratico
farà quell'altra grande manifestazione. Io ci sarò, così come sono certo che ci sarà anche Nichi Vendola, perché noi non ci vergogniamo di andare alle manifestazioni degli altri, anzi ne siamo orgogliosi di mischiarci e di unirci agli altri. Grazie.